Attenzione alle notizie di oggi. Al via la maxi operazione per Osimhen. Colpo di scena incredibile per cedere subito Victor Osimhen. Svolta sulla maxi operazione. Sul tavolo 3 calciatori e soldi. Ma non è tutto. Oggi abbiamo avuto anche l'annuncio della clamorosa decisione della FIGC. Punizione confermata dopo Inter-Napoli. E anche la notizia del mercato che finalmente arriva. Arriva un nuovo centrocampista di grandissimo talento. Costa 20 milioni. Manna non vuole perdere tempo. Guarda. Tutto questo e molto altro adesso. Hai già controllato se voi siete iscritti al nostro canale? Qui vi teniamo informati su tutto ciò che accade nel mondo napoletano. Aiutateci a raggiungere il traguardo dei 10.000 iscritti. Grazie tifosi azzurri. La sfida tra Inter e Napoli non è ancora finita. Di sicuro, non si è conclusa al triplice fischio dell'arbitro Mariani. Protagonista in occasione del calcio di rigore assegnato alla squadra di Simone Inzaghi per il presunto contatto falloso tra Zambo Anguissa e Denzel Dumfries. Un penalty poi sbagliato da Hakan Çalhanoğlu. Scorie di un big match che avrebbe potuto orientare la corsa a scudetto, ma si è solo rivelato un gigantesco boomerang per il VAR, aspramente contestato da Antonio Conte nel dopogara. Antonio Conte non sarà deferito. Secondo quanto filtra dagli ambienti della Federcalcio e della Lega Serie A, il manager salentino non subirà alcuna sanzione dopo lo sfogo registrato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Napoli, dove sono stati messi in discussione l'operato della squadra arbitrale guidata da Mariani e il protocollo VAR. Il motivo? Nonostante il palese nervosismo e la rabbia per un episodio che avrebbe potuto indirizzare la partita di San Siro, Conte non ha proferito alcuna offesa specifica o parola sconveniente, né caratteri da dichiarazione lesiva. Per questo, non sarebbe passibile di deferimento. In tal caso, non si può parlare di squalifica, visto che quanto successo è avvenuto all'esterno del terreno di gioco. Conte, salvo clamorose sorprese, sarà regolarmente in panchina alla ripresa, dopo la sosta dedicata alle nazionali, in occasione dell'attesissimo confronto con la Roma, che chiuderà il primo terzo di campionato. Bufera su Mariani. L'assegnazione del penalty in favore dell'Inter, poi fallito da Hakan Çalhanoğlu, ha stimolato rabbia e odio dei tifosi del Napoli nei confronti del fischietto romano, ritenuto dall'AIA uno dei migliori arbitri d'Italia ed Europa. Anche i migliori, però, possono sbagliare. Ecco perché il designatore Rocchi si è subito confrontato con il classe 82, lamentando un fischio al di sotto degli standard richiesti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, peraltro, Mariani si sarebbe scusato con Rocchi, ammettendo una valutazione un po' frettolosa della situazione di gioco, dopo aver rivisto il contatto tra Dumfries e Anguissa all'interno dei 16 metri del Napoli. Contatto che c'è stato, ma serve qualcosa di serio per concedere calcio di rigore. Questa la direzione imposta dall'AIA per episodi del genere. Ed è proprio quel contatto, seppur lieve, a salvare Maurizio Mariani da un turno di stop. Il 42enne laziale non verrà fermato dal designatore Rocchi e dall'Associazione Italiana Arbitri, ma sarà retrocesso per un weekend in Serie B. Una punizione parziale, che segue quanto detto anche dal dirigente della Canantonio D'Amato a DAZN, nel corso dello spazio dedicato a Open VAR. Lascia nei commenti se sei d'accordo con la decisione, ma senza fermarci qui, parleremo ora di questa clamorosa notizia che arriva dalla Turchia. 3 calciatori e una grossa offerta in denaro per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il cartellino di Victor Osimhen. Tutto potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni. E dalla Turchia sono sicuri. Stando a informazioni che giungono dalla Turchia, il Galatasaray offrirà 3 giocatori al Napoli per acquistare Osimhen a titolo definitivo. Il Galatasaray ha intenzione di fare sul serio per quanto riguarda Victor Osimhen. Il club turco vuole acquistare a titolo definitivo il cartellino del calciatore nigeriano del Napoli. Già avviati i contatti con Giovanni Manna per cercare di trovare una squadra all'operazione. A tal proposito, l'autorevole testa turca Milliyet ha riferito importanti aggiornamenti. Secondo quanto si legge, il club turco si sarebbe già rimboccato le maniche per trovare un accordo economico con il Napoli che ha fissato una clausola di 75 milioni di euro per chi volesse acquistarlo in estate. Il Galatasaray è intenzionato a chiedere uno sconto e vorrebbe inserire alcuni calciatori nella trattativa, ben 3 nomi. I turchi stanno infatti valutando di inserire nella trattativa anche Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz o Yunus Akgün. La società turca sarebbe disposta a ogni sacrificio per acquistare Osimhen, che ha lasciato il segno nella partita del Samsunspor dopo il Tottenham e ha mostrato grande lealtà verso il club. Il presidente Dursun Özbek è assolutamente determinato su questo tema. Si è appreso che la trattativa con il Napoli inizierà nei prossimi giorni e degli sviluppi è stata informata anche la società del giocatore. I giallorossi hanno dichiarato: non possiamo lasciare all'estate il trasferimento di un nome clamoroso come Osimhen.
Le sue prestazioni in crescita aumenteranno ulteriormente l'interesse per lui. Qual è la tua opinione su questa trattativa? È un buon affare per il Napoli? Commento. E ora si parla ancora di mercato. Notizia che entusiasma i tifosi azzurri. I fari del direttore dell'area sportiva del Napoli, Giovanni Manna, sono puntati su un centrocampista classe 2002. Quali saranno i movimenti del Napoli nelle prossime sessioni di calciomercato? La rosa a disposizione di Antonio Conte è sicuramente già di ottimo livello, ma a più riprese il tecnico ha fatto capire, seppur tra le righe, che il tutto può essere migliorato. Servirà, intanto, fare bene sul campo e assicurarsi un ritorno in Europa che farebbe bene alla casse societarie e, come logica conseguenza, anche alle strategie legate al mercato. In queste ore svela quello che, ben presto, potrebbe divenire un nome molto usuale dalle parti di Castelvolturno. Secondo quanto svelato dal quotidiano, gli azzurri hanno messo nel mirino Kenneth Taylor, centrocampista di 22 anni, di proprietà dell'Ajax. Diversi emissari del club partenopeo, fa sapere la medesima fonte, hanno già visionato un calciatore che potrebbe garantire un'ottima dose di qualità e quantità a una mediana che, a oggi, si presenta già ben assortita con i vari Stanislav Lobotka, Scott Mcitominay e Frank Zambo Anguissa. Si tratta di un calciatore giovane, classe 2002, che ha nella quantità e la qualità le sue doti migliori. Nell'Ajax del tecnico italiano Francesco Farioli, Taylor parte quasi sempre a sinistra, partecipa alla costruzione ma soprattutto allunga le difese avversarie con corse profonde verso l'area. Nei 16 metri, e in generale in tutto l'ultimo terzo di campo, ha la lucidità per l'ultima giocata. Tutte qualità, le medesime, che hanno acceso l'interesse da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, pronto a farsi sotto concretamente già nei prossimi giorni. Condividi la tua opinione con noi. Grazie per l'attenzione e presto con maggiori informazioni su tutto ciò che accade al Napoli. Forza Napoli sempre!